Grazie, bentornati. Pierangelo Del Zotto di Prima il Veneto, segretario di Prima il Veneto. Buonasera direttore, grazie a lei e grazie a chi ci ascolterà. Grazie dottor Del Zotto. All'inizio di questo gioco drammatico, tragico, nel senso che sono morte migliaia di persone, adesso si intravede un possibile accordo, almeno così dice Donald Trump, ma non è che i giochi siano fatti del tutto, no? Secondo me questo è un teatrino un po' tragico in questo momento, nel senso che i giorni pari si mettono d'accordo, i giorni dispari si rifanno la guerra. Con minacce velate, non velate. Se io fossi la Meloni potrei pensare a Sigonella in questi giorni magari, no? Perché è già successo, ti metti di traverso e ti fanno fuori. Questo tra l'altro Trump rimprovera l'Italia di avergli negato l'uso di Sì, perché noi siamo stati i primi a correre in suo soccorso e poi siamo stati i primi anche... lui ha ragione da questo punto di vista, perché l'Italia ha il record di non aver mai finito una guerra con gli stessi alleati con i quali l'ha cominciata, quindi l'immagine che noi diamo nel mondo è di essere un paese inaffidabile in tutte le maniere. Ripeto, alcuni giorni sembra che si mettano d'accordo, in realtà si sparano alle spalle e non lo si sa, alcuni giorni invece si riprendono le scaramucce. C'è un problema di fondo secondo me, c'è qualcuno che non ha ancora capito che deve stare a casa sua. Adesso se la prende con la NATO perché lui va avanti, fa i danni, poi chiede aiuto a quelli che dovrebbero dargli manforte. Non sempre, poi ci sono i volonterosi, è un teatrino incredibile e drammatico. Se io mi guardo un po' indietro, l'America è stata fatta da, si può dire, galeotti e prostitute, si può dire, vero? Perché i primi bianchi che sono scesi, che sono sbarcati in America erano galeotti e prostitute. Hanno annientato chi era a casa sua, hanno cominciato, perché gli inglesi sono famosi, ne sappiamo qualcosa noi in Veneto degli inglesi, perché noi eravamo con gli austriaci, poi gli inglesi in qualche maniera, con Garibaldi, con la massoneria, con tanti ragionamenti, hanno fatto sì che anche il Veneto entrasse in Italia e con l'Italia entrasse in questo meccanismo infernale. L'America fin da subito ha cominciato ad andare in giro per il mondo a guerreggiare. La rivolta di Boxer in Cina, potrei citare non in ordine cronologico, Vietnam, Corea. Come dico sempre, solo a noi ci hanno liberati. Abbiamo avuto questa fortuna che hanno fatto disastri in giro per il mondo, però a noi ci hanno liberati, quindi noi dobbiamo essere contenti di questo. E qualche volta mi chiedo come sarebbe finita la storia se non ci avessero liberati. Adesso, se io guardo Trump, vedo una persona, forse anche, come dire, di buoni proponimenti, ma in realtà è un personaggio che non sa fare il suo ruolo, che non sa fare il presidente, che accende fuochi dovunque, poi delega agli altri di spegnerli, e quindi secondo me il problema in questo momento è soltanto uno, ripeto, è l'America che non riesce a fare un po' di affari suoi. Poi una battuta, io che ho insegnato il just in time, io mi chiedo perché quando il petrolio va su, il giorno dopo già le pompe di benzina hanno aggiornato i prezzi. Poi il petrolio va giù, ma bisogna finire le scorte pagate care e prima. Quindi allora o si lavora col just in time, nel senso che non c'è riserva di petrolio nelle raffinerie di petrolio, oppure c'è qualcuno che su questa cosa ci guadagna, nel senso che appena il petrolio va su vende la benzina cara, poi quando il petrolio va giù continua a venderla cara per qualche altro 5, 6, 7, 10 giorni. È una situazione dalla quale non se ne esce, se non, io la butto là stasera, chiedendo aiuto ai paesi BRICS, perché la storia insegna che tutte le civiltà, tutti gli imperi, bene o male, a un certo punto sono caduti, e probabilmente l'America in questo momento sta sentendo un attimino di difficoltà nella sua storia, quindi potrebbe essere anche che con un presidente un po'... Ci lamentavamo di Biden,
Io ricordo sempre quella volta che la Meloni andò a prenderselo perché vagava, probabilmente sotto effetto di qualche malattia, vagava per i campi e la Meloni è andata a prenderselo per portarlo in mezzo a fare la fotografia con gli altri. Sembrava che Trump potesse essere un attimino più inquadrato, invece mi pare di capire che è un personaggio che combina anche lui le sue, insomma. Quindi siamo in balia di un paese che va alla caccia del petrolio degli altri non consumando il proprio lo fa diventare riserva e fa consumare, compra quello degli altri. Grazie D'Azzotto. Perché poi ha toccato anche il problema della Venezia. Lei mi sta facendo andare di traverso la digestione stasera, perché quando io vedo quel signore là, che 3 volte fa è stato eletto consigliere comunale a Venezia con Forza Italia, l'altra volta è stato eletto consigliere comunale a Venezia col partito di Veneti, ero capolista quella volta, a questo giro qua è capolista con Fratelli d'Italia. Allora io posso concepire che uno di Rifondazione Comunista dica io sono di Rifondazione Comunista però sono venetista, ma uno che è di Fratelli d'Italia, che è il partito più centralista dei partiti centralisti, che prima si candida con un movimento indipendentista e autonomista e la volta dopo, risultando poi assenteista principe nei consigli comunali e nelle commissioni, viene qua a pontificare. Per quanto riguarda poi il ragionamento della base di questo intervento, io ho ritenuto vergognoso che la Russia non avesse potuto gareggiare nelle Olimpiadi invernali ultime, perché un conto è noi abbiamo vinto i campionati del mondo di calcio nel 1938 e nel 1934 sotto un regime, però ci hanno fatto giocare quella volta, no? È vero che i calciatori al fischio d'inizio alzavano il braccio in segno di saluto romano, però è anche vero che un atleta, uno scienziato, un artista non possono essere legati al regime. Poi, regime, cosa vuol dire regime? Perché noi siamo liberi in Italia, non c'è un regime in Italia, quindi ritengo assolutamente sbagliato che tutti i giorni. Poi ho visto Speranzon che mi dice il Veneto in Italia, allora stasera è proprio la giornata che forse era meglio che stessi a casa, perché Speranzon è un amico, è stato assessore, lui era allo sport, io ero al bilancio in provincia di Venezia dal 2009 al 2012-13. Ma non puoi farmi un ragionamento di Veneto in Italia, che il Veneto deve tirare l'Italia. Stiamo tirando l'Italia da secoli. E poi mettetevi d'accordo, perché Buttafuoco è del filone di Speranzon, che è a favore di questa cosa, mentre la Meloni, che è dello stesso filone, è contraria. Che si mettessero d'accordo tra di loro almeno per non fare questo tipo di figure. Però ripeto, trovo meschino impedire a un atleta, a un artista, a una persona che ha delle cose da dire, impedirgli di farlo solo perché il suo capo transeunte, perché voglio dire, no, tutti i politici sono a tempo, certo, viene ritenuto dal resto del mondo, e io vorrei sapere con quale criterio Trump definisce regime la Russia. Per curiosità, perché ritiene lui di essere democratico? Non so, me lo chiedo ogni tanto. Posso dire una cosa al volo? È l'unica scelta centralista, no, che non viene accettata. Tutte le altre scelte centraliste sono imposte e bene o male accettate. Questa che è centralista, mettiamoci d'accordo, o accettiamo sempre le scelte di Roma o non accettiamo mai le scelte di Roma. Io non conosco la Venezia, non so il Curino, non so nulla, però dico, questa volta è stata nominata da Roma, no. Altre volte arriva Buttafuoco, nominato da Roma, sì. Allora io comincio a non capire. Forse era un altro ragionamento. Io parlavo delle nomine, che sono entrambe nomine centraliste da Roma, e quindi bisogna prendere un punto di vista ufficiale, e sempre quello, sulle nomine che vengono da fuori Veneto. Mettiamoci d'accordo, io non sono contro né questo né quello, a me sta bene, Buttafuoco mi dicono che è molto bravo, è amico di Speranzon. Ma non è stata la politica. Così, Cavaton, D'Azzotto. Sì, no, stavo ascoltando e osservando che in realtà credo che la cosa sia nata dalle zone rosse, che secondo me le zone rosse non dovrebbero esistere, perché se un sindaco
se un questore, se tutti quelli che hanno in qualche maniera i poteri di controllo dovrebbero far sì che la città non avesse zone, come dire, rosse, cioè zone pericolose, perché i problemi si evitano non facendoli crescere, non facendoli nascere. Quindi secondo me è proprio sbagliato il concetto di zona rossa. La zona rossa si fa quando non si hanno altri strumenti, quando non si è capace, no, quando non si hanno strumenti, quando non si è capace di usare gli strumenti che ci sono per rendere vivibile una città. Questo vale per Padova, ma questo vale anche per Venezia, in centro storico, e vale anche e soprattutto per Venezia di Terraferma, che è Mestre. Perché Mestre è una zona rossa praticamente dalla stazione fino a Piazza Ferretto, praticamente è una zona rossa, perché è una zona invivibile ad alto rischio. Quindi le zone rosse esistono perché chi ha come dovere di amministrare la città non è in grado di amministrarla come andrebbe amministrata, semplicemente. Servizio di Francesco Pezzella. Pierangelo Del Zotto è segretario di Prima il Veneto, è candidato alle prossime elezioni a Venezia. Venezia, sicurezza è un bel problema anche con i borseggiatori e le borseggiatrici, ma è solo una parte, diciamo, della... Sì, noi non ci facciamo mancare nulla a Venezia perché, come ho detto prima, il centro storico è imperversato da bande di borseggiatrici, borseggiatori. Mestre invece è la capitale dello spaccio e del commercio di droga. Allora, io dico una cosa che disse qualcuno 11 anni fa. Succede perché non succede, ma se succede parto da Sant'Elena e distrigo fuori tutto fin in Piazza Roma. Testuali parole. Sono passati 11 anni, il fenomeno si è moltiplicato. È ancora Sant'Elena. È ancora Sant'Elena, è ancora lì. Poi ha detto, io farò ritornare a Venezia 30.000 abitanti, in 11 anni se ne sono andati via altri 20.000. Questa è la situazione. Venezia ormai è una città praticamente persa, questo è l'ultimo tentativo che facciamo per salvarla, perché è in balia di questi fenomeni che sembrano inarrestabili, ma in realtà non è una situazione che si è creata, è una situazione che si è voluto creare, perché se uno va alle fonti, io dico sempre, questi dormiranno da qualche parte, mangeranno da qualche parte, arrivano in Piazzale Roma, cioè 3 sono i posti, arrivano o a Piazzale Roma o alla Ferrovia o a Punta Sabbioni, 3 sono i punti in cui è così difficile seguirli e impedir loro di lavorare. Perché il problema non è punire, il problema lo si risolve impedendo loro di lavorare, perché se io gli impedisco di lavorare rendo antieconomico il loro lavoro, perché loro lo chiamano lavoro, poi sono sorpreso perché finalmente si può dire Sinti, finalmente si può dire, perché fino all'altro ieri erano italiani oppure erano stranieri, ma adesso si può dire perché ogni stirpe ha le sue caratteristiche. Io qualche volta vedo anche i servizi che dicono io sì rubo, vivo per rubare perché a casa mia si ruba, ecco, a casa nostra no invece. Quindi io vivo una realtà a Venezia, io dico sempre sono fortunato perché abito al Lido, ma sono talmente fortunato che adesso si sono inventati una pista ciclabile che sta facendo 1 o 2 infortuni motociclistici o ciclisti al giorno. È una situazione a Venezia che è diventata ingovernabile, ma non perché si è creata, ma perché l'hanno fatto diventare, perché fa comodo che sia ingovernabile, perché purtroppo, come dice il mio presidente, un imprenditore non può fare il politico, un imprenditore non può fare il sindaco, un imprenditore faccia l'imprenditore, l'amministratore faccia il sindaco, il politico vada a Roma. A Venezia invece si è ribaltata il punto di vista per cui primo è l'affare e quindi B&B. Io dico una cosa molto banale, l'altro giorno ero in Piazzale Roma, che sono andato alla sede vostra, ero in Piazzale Roma e avevo un appuntamento un'ora dopo al Ponte di Tre Archi, no? Quindi 500 metri in aria, avevo l'appuntamento un'ora dopo, ho detto cosa faccio in un'ora? Cammino piano, faccio un po' di volantinaggio. Ho consumato, dopo 1000 abitazioni, 10 volantini, perché c'era turistica, non c'erano abitanti. Venezia l'hanno completamente svuotata perché è più importante guadagnare sfruttando non il turismo, che è una cosa positiva, sfruttando
l'escursionismo, perché io vedo barconi che scaricano turisti a San Marco alle 9 di mattina e li vanno a riprendere alle 3 di pomeriggio. Qui ha fatto appena tempo ad andare in piazza San Marco a vedere come fate e sono tornati indietro. Domanda: dove pagano l'addizionale comunale quegli armatori? Non la pagano a Venezia, perché la pagano a Cavallino, la pagano a Jesolo, la pagano a Chioggia. Quindi siamo diventati un campo di, come dire, di sfruttamento a favore di persone che non sono veneziane. E quindi noi ci raccogliamo tutto il negativo e qualcun altro si raccoglie tutto il positivo. Ricordo che la tassa di rifiuti in una città, in un comune, deve essere totalmente coperta dagli abitanti. Noi abbiamo un'ira di Dio di rifiuti pagati dalla signora Maria, che magari ha 85 anni, vive in un appartamento di 140 metri quadri perché allora si usava così, e paga un'ira di Dio di Tari perché la sua Tari deve coprire tutte le bottiglie di plastica buttate giù dagli escursionisti che vengono a Venezia, comprano mezzo litro d'acqua minerale oppure buttano la coppetta del gelato, perché questo è il business di Venezia. E io che come l'amico ho a cuore la storia, ho a cuore la mia città, ne soffro enormemente, quindi noi cerchiamo in questo momento di raddrizzare una situazione che è ancora raddrizzabile secondo me, perché la storia insegna che quando le cose sembrano perdute molto spesso c'è il colpo di coda, c'è il rimbalzo. Pierangelo Del Zotto, candidato sindaco a Venezia con Prima il Veneto, grazie. Grazie. Invece noi domani pomeriggio siamo in piazza Ferretto col gazebo, visto che tutti quanti hanno portato il loro, dico anche la mia. Grazie comunque che hai avuto la pazienza di ascoltarci.